Come ti chiami? Sara, Riccardo Pozzobon, Nicole, Marco, Lucas, Loretta, Mattia, Laura. io mi chiamo Gabriel. Isabelli, mi chiamo Giuliana, Mi chiamo Cristo. Giusy. Giulia, Jessica. Mi chiamo Federico. Denise, mi chiamo Denise. Daniel, Beatrice, Amanda. Eric, Emanuela, Elisabeth, Quanti anni hai? Ce n'ho 8. 4, 7, 3, 6, 7, 8. Stiamo facendo una ricerca. Stiamo cercando di capire se i bambini della tua età sanno spiegare che cos'è un papà. Mio padre non mi insegna ste robe. Papà è una persona che aiuta quando c'è bisogno. Una persona che vuole bene ai suoi bambini, ai suoi figli. Ti vuole bene e ti sta accanto. Tipo un protettore. Un papà ti ama per quello che sei. Una persona che ti sta accanto in ogni momento e ti aiuta quando sei in difficoltà, quando ti fai male. Mio papà è bravo. Non lo so. Uomo che fa cura di noi. Una persona che fa bene ai bimbi. Un papà è una persona che ti tiene sempre accanto e non ti abbandonerà mai. Beh, si prende cura di me e anche di mio fratello, che vuole bene noi. Puoi descrivere il tuo papà? Molto divertente e fa tanti scherzi. Poi è simpatico. È alto, però ha 50 anni. Simpatico, divertente, è molto muscoloso, ha il naso un po' storto. Alto, è alto. Il capello è nero, gli occhi sono un po' castagni. Che lavoro fa il tuo papà? Lui lavora all'ufficio di sopra di casa dei nonni. Aggiusta le macchine. Lavora qua in chiesa e fa le informative. L'aggiustatore di macchine. Di pitturare. Lavora a casa col computer. Ha un negozio di computer. Magazziniere. Ha uno scatolificio e il capo. Aggiusta le macchine. Carabiniere. Come si diverte quando sta con te? Mi fa gli scherzi per farmi ridere. E fa battute con io, mio fratello e mia mamma. Di solito gioca. Cioè, le cose che mi fanno più divertire sono le battute che ci dice, che ci fa ridere. Giochiamo a un gioco che è scappa prendi e ci divertiamo tanto. Giocando a pallavolo. Parliamo, mi chiede com'è andata. Giocando. Giocando a casa mia. Giocare con i giocattoli. Brincando. Viene nel letto con me e gioca con me tipo un po'. Si mette a fare il matto, mi fa il solletico e si mette a ridere e sembra che non smette mai. Giochiamo a toccato, è un gioco che abbiamo inventato noi, è tipo scappa prendi. Dimmi un gesto o una frase che il tuo papà dice sempre. Riccardo, la manica! Ti amo. Così. Qua devo cucinare sempre io. Sicutini, vei. Cosa ti ha insegnato di importante il tuo papà? Ad avere fiducia in me e non arrendermi mai nelle difficoltà. Che lui è bravo e che posso esserlo anch'io. Studiare, comportarmi bene. Rispettare le regole. Di comportarsi bene. Che devo essere educata.
che non bisogna ascoltare gli altri, bisogna ascoltare se stessi e bisogna anche non fare cose sbagliate. Di imparare la parola di Dio. Pregate insieme. Sì. Sì, preghiamo sempre. Certo. Sì, di solito. Se fosse un supereroe, quale supereroe sarebbe il tuo papà? Per me Batman, il corpo un po' con la forma un po' più quadrata come Batman. Batman. Superman. Un po' di due supereroi, un po' di Batman e un po' di Superman. Batman. Batman. Somiglierebbe. Spider-Man. Diventare Spider-Man o Iron Man. Forse Batman. Per me è Hulk. Hulk secondo me è buono. Cambieresti il tuo papà con un altro o sei contento del tuo papà? Sono contenta di mio papà. Non lo cambierei mai. Sono contento con mio papà. Io sono contenta del mio papà. Contento con il mio papà. Sono contento del mio papà. Sono contento con il mio papà. Sono contenta del mio papà. Sono contenta del mio papà. Sono contento per mio papà. No, io sarei molto contento del mio papà. Sì, sono contentissima. Sono contenta del mio nonno e ne vado fiera. Di comportarsi bene. Cosa vorresti regalare al tuo papà per la sua festa? Per il suo compleanno gli abbiamo regalato una tazza con la mia foto. Una Ferrari però è impossibile. Un portafoglio nuovo. Non lo so perché lui ha tante cose che non... Di solito un orologio, un profumo, un robot. Una Bibbia. Facciamo un biglietto anche per il mio papà a scuola. Vuoi dire qualcosa al tuo papà? Gli voglio tanto bene. Papà, ti voglio bene. Non so quante volte forse abbiamo litigato, ma ti voglio bene lo stesso. Ti voglio bene. Auguri per la tua festa. Gli voglio tanto bene e gli mando tanti bacini da parte mia. Auguri papà! Grazie papà, ti voglio bene, mi fai sempre divertire. Auguri! Che gli voglio tanto bene. Ti amo tanto e vorrei averti sempre accanto a me. Auguri papà. Che gli voglio tanto bene e che spero che un giorno diventi cristiano. Grazie per tutto papà. Sei importante per me. Auguri papà. Papà, auguri per la tua festa. Auguri per la tua festa. Auguri. Tanti auguri mio papà. Tanti auguri papà. Ciao. Auguri per la tua festa. Tanti auguri. Papà, ti voglio tanto bene. Nonno, io voglio tanto bene il mio nonno. Non lo cambierei neanche per tanti soldi o per un lavoro.